Amici di Sportisili, da parte di Luca Buccieri, buon pomeriggio e benvenuti al comunale di San Vito Lo Capo. Questa è San Vito Lo Capo Cus Palermo, gara valida per il 27° turno del campionato di eccellenza siciliana girone A. 360 minuti alla fine di questa stagione, 4 partite mancano di questa regular season, 4 partite in cui San Vito Lo Capo e Cus Palermo cercheranno di raggiungere il proprio obiettivo. I padroni di casa ovviamente fanno la corsa per la zona playoff a un punto dalla Partinica Audace, che ieri è uscita sconfitta contro l'Unitas Sciacca. Dall'altro lato il Cus Palermo, che è distante un punto dalla zona playout, essendo ultimo in classifica, un punto che divide dalla Folgore Castelvetrano. Tutto pronto per iniziare questo match. Andiamo a leggere quelli che sono i 22 che daranno spettacolo ed emozioni in campo questo pomeriggio, partendo dal San Vito Lo Capo, che si schiera con un 4-3-3 con Sandu in porta, la Commare, Touré, Chieffo e Sadotti in difesa, Mustaccia, Sacco e Petrullo a centrocampo, Tarantino, Guaiana e Bulades in attacco. Risponde il Cus, che vedete questo pomeriggio in maglia arancione con pantaloncini neri, con un 3-5-2 con Carnevale in porta, Failla, Carollo e Agnello in difesa. A centrocampo Moncada, Catalano, Arena, La Rocca e Tornambè. In attacco Caminite e Visconti, che cercheranno di far male alla difesa del San Vito, che è la minore battuta insieme all'Licata di questa stagione. Tutto pronto, fischietto in bocca per la direttrice di gara Di Gregorio della sezione di Agrigento. Via al match con il primo pallone giocato dal San Vito, con l'intercetto della difesa delle Cusse, con Catalano che ha la possibilità di andare in avanti da Caminita. Visconti, Murato, bravo qui con l'intervento a Zizzeture, che fa ripartire il San Vito con Bulades, che si appoggia da Petrullo a cercare largo Sadotti. Si torna nuovamente da Mustaccia. Chieffo tiene il pallone, il numero 5, per poi andare da Bulades. Prova a partire la Commare, scambio pallone verso Guaiana, che calcia. Carnevale subito chiamato a dire di no al San Vito Lo Capo. Dunque subito prima occasione per i padroni di casa di Mister Colombo, reduci da un successo per 3-0 contro il Bagheria nell'ultima giornata. Cus, che invece è reduce dalla sconfitta per 2-1 contro la capolista Licata, che oggi potrebbe festeggiare il ritorno in Serie D. Macus, che ha ben figurato nell'ultimo match, perso 2-1 sul finale. Bulades prova a partire Guaiana, pallone di Sacco nuovamente per Bulades. Interviene la difesa del Cus, che mette pallone in rimessa laterale, subito battuto da Sacco. La Commare mette giù, anzi il Bulades, colpo di tacco per Sacco, che mette al centro, allontana Carollo e poi Touré con Petrullo. Si torna nuovamente indietro da Chieffo. Si gioca tanto sulla destra in questi primi minuti di gioco con Petrullo. Chiama il pallone Sadotti, pallone forte per il numero 3 che deve rincorrere. Mustaccia torna indietro da Touré, che vede largo la Commare. Sacco può correre il numero 14, c'è vicino la Commare, allora va dentro Sacco, che mette al centro, pallone che ritorna in zona la Commare, colpo di testa con deviazione di Failla. Pallone in rimessa laterale. Sadotti si torna indietro in tranquillità da Touré. Petrullo da Chieffo, giro palla per cercare di bucare le maglie del Cus. Allora Bulades, che ha la possibilità di correre, mette al centro, colpo di testa di Mustaccia e c'è la rete del vantaggio siglato da Tarantino. 1-0 al terzo minuto. San Vito Lo Capo che passa in vantaggio, sfrutta Tarantino il buco della difesa del Cus ed è 1-0
Parte subito bene la squadra allenata da Mister Colombo, che fa subito capire le proprie intenzioni, perché ovviamente c'è da sfruttare il KO del partinico Audace per cercare ovviamente di prendere il quinto posto in classifica. Kus che è costretto ovviamente a rincorrere Agnello. Si torna da Carnevale. Pallone a cercare Visconti, salta Petrullo, riesce a prendere il pallone, poi la palla che resta a centrocampo con Petrullo. Visconti subisce forse il fallo di Sadotti, non per la direttrice di gara che lascia correre, allora Chieffo si va da Sacco. Qua sbaglia e non può prendere il pallone Sadotti. Pallone per Arena che prova a giocare con Tornambè. Perde qui il tempo di gioco, subisce fallo Mustaccia. Calcio di punizione, era vicino la direttrice di gara, no, al contrario, è Mustaccia a far fallo. Calcio di punizione in favore del Cus. Catalano sul pallone ha la possibilità di mettere un pallone al centro. Restano fuori Arena e Moncada. Ora tutti che indietreggiano, aspettando il cross del numero 10 Catalano, che la mette dentro, colpo di testa ad allontanare di la Commare. Catalano, Arena deve tenere il pallone con pressing di Guayana che prova a dare fastidio a Carnevale, e allora arriva anche Bulades. Bravo qua la Commara a recuperare il pallone, ci crede e riesce a prendere il pallone Moncada. Poi palla che viene gestita da Chieffo, che però deve stare attento al pressing di Caminita. Pallone messo in avanti, Bulades interviene in anticipo su Moncada, poi allontana Agnello senza fronzoli. Touré si va da Mustaccia che gestisce con Petrullo. Ancora Mustaccia che alza lo sguardo e vede tutto libero a destra Bulades, che di prima serve Sacco che prova a entrare in area di rigore, messa al centro da Guayana con deviazione della difesa del Cus, calcio d'angolo, ma ancora in difficoltà sulla ripartenza di Sacco Failla, che non riesce a prendere il tempo al numero 14. E allora Bulades sul pallone, Guayana al centro, in mezzo per saltare, va pure Chieffo. Prova a prendere posizione su Agnello. Qualche trattenuta, va giù Guayana, non c'è nulla per la direttrice di gara che è lì vicino. Allora Mustaccia anticipa Caminita, ancora Mustaccia. C'è vicino Chieffo, decide di andare da Petrullo, ancora Petrullo da Tarantino, pallone messo al centro dove non arriva nessuno, arriva Catalano che può ripartire e Sacco lo rincorre, pallone che va da Visconti che va giù sul contrasto con Aziz Touré. Nulla per Di Gregorio, allora Chieffo può ricostruire il San Vito con Mustaccia, che alza lo sguardo e vede Touré libero di avanzare. Bulades ottiene il pallone sui piedi. Chieffo costretto un attimo a indietreggiare Sadotti, poi riceve nuovamente il pallone da Chieffo che scambia con Bulades, che alza subito il pallone a cercare Tarantino, stop di petto a inseguire, mette il pallone al centro, c'è Sacco, la mette giù, c'è vicino la Commare, c'è pure Bulades, prova ovviamente a affrontare Moncada che mette il piede e mette in angolo. Tanto gioco sulla destra per il San Vito, che ha capito che può essere quella la corsia da sfruttare, con Moncada e Failla che devono ancora prendere le distanze ai giocatori del San Vito oggi. Tutta in tenuta Amaranto. Finta di pallone messo al centro.
Allora si batte il corner, il pallone a cercare la testa di Petrullo che salta, pallone che termina alto sopra la traversa di Carnevale. Arena, si torna da Agnello che riceve il richiamo di Capitan e Carollo che decide di andare dall'altro lato da Failla. Scambiano i tre di difesa del Cus. Ora pallone che va in zona la Rocca. Moncada, colpo forse con la mano di Lacommare, direttrice di gara che decide per la rimessa laterale, aiutata anche dalla collaboratrice Iannazzo, l'altro assistente, Benici. Può salire Agnello palla al piede, si cerca Caminita che di petto prova a giocarla da Visconti, allora torna in B. Ture di testa, Petrullo bravo a metterla giù e a gestirla nonostante il pressing di Arene. Allora può salire la Commare che vede Bulades e dunque possibilità di correre per il San Vito con il numero 7 che sfida Catalano. Poi torna sul sinistro, mette palla al centro, allontana come può Agnello. Sacco non riesce a tenerla. Poi Sadotti che ci mette la testa per non far partire Visconti. Mustaccia da Bomber Guayana. Decide di tornare indietro da Sadotti. Petrullo, lancio lungo a cercare Bulades. Chiude bene in questo caso Moncada. Poi qua Catalano tiene troppo il pallone. Subisce il fallo di Lacommare. Calcio di punizione, si salva il Cuse che si stava un attimo complicando la vita. Agnello calcia a cercare Moncada. Difesa del San Vito che lascia che il pallone possa arrivare in zona Sandu. Che apre il sinistro subito a cercare la Commare. Si salta il passaggio da Chieffo per andare da Touré. Poi Mustaccia con Sadotti che abbozza la sovrapposizione. Poi fa bene a rimanere indietro. Riceve il pallone per poi darlo a Chieffo. Tanta costruzione dalla difesa per il San Vito che ovviamente sta cercando, come fatto nei primi minuti, di trovare nuovamente i giusti spazi per far male al Cus. Moncada può correre Bulades. Agnello intima Carnevale di uscire. Poi pallone che arriva in zona Caminita. C'è fuori gioco. Ture da Chieffo. Vedremo ovviamente tante volte la difesa del Cus giocare. Attenzione qua che sbaglia la compagine di casa nella costruzione del gioco da dietro. Stavo dicendo che vedremo spesso il San Vito giocare da dietro per cercare ovviamente di lanciare poi i suoi esterni per sfruttare la velocità di Lacomare e Bulates da una parte, di Tarantino e Sadotti dall'altra. È proprio Sadotti che riceve ora il pallone. Torna indietro da Touré che può controllare in tranquillità e aprire da Chieffo. C'è Sacco vicino. Sale Catalano per pressarlo. Riesce nel suo obiettivo con tanto di deviazione. Pallone messo in rimessa laterale. Proprio davanti la panchina di Mister Colombo. Pallone verso Bulades. Moncada prova a difendere come può. La rimessa dal fondo, nonostante la spinta di Bulades, ci riesce. Numero 7 che sperava in un tocco e in un calcio d'angolo. E la può ripartire del Cus con Capitan e Carollo. Guaiana che si avvicina per dargli fastidio. Visconti prova a anticipare l'intervento. Pallone respinto dalla difesa del San Vito. Dicevamo che San Vito e Cus hanno il medesimo obiettivo, ovvero
puntare a non far concludere la propria stagione con la regular season. Entrambe a un punto dal proprio obiettivo. Kus che torna indietro con Carollo che fa scivolare il pallone in zona failla. Si gioca da Moncada che prova la giocata di prima tra Catalano e Caminita. Interviene la difesa del San Vito. Bulades alza la testa, va di destro, lungo a cercare nuovamente Guaiana che spizza. Dove poteva esserci uno tra Mustaccio e Petrullo. Anzi, Tarantino, scusate. Il tocco però è stato troppo lungo qui. Prova in qualche modo il Cus a tenere il pallone con Visconti. Sadotti. Chieffo da Bulades con Moncada che prova ad alzare il pressing. Guaiana prova a scambiare con la Commare. Poi ancora Guaiana. Pallone a metà strada tra Mustaccia e Tarantino. Sadotti da Petrullo che per un attimo ha pensato a caricare il destro. La Commare messa al centro. Allontana Failla. E allora giocata di Visconti che prova a saltare Sacco. Moncada da Catalano. Il pressing di La Commare fa sbagliare il giocatore del Cus. Pallone messo al centro, nuovamente da Tarantino. Qua Agnello interviene, non c'è nulla per la direttrice di gara. E vedremo. Sì. Calcio d'angolo. No, rimessa dal fondo. Sembrava che l'assistente Iannazzo avesse indicato il corner. Intervento di Agnello dubbio tra il pallone e le gambe di Guaiana. Per la direttrice di gara vicina non c'era nulla, non c'è stato nulla. E allora Kus che si salva sia dal possibile gol che soprattutto dal possibile calcio di rigore. La Commare scambia con Guaiana. Pallone a cercare Petrullo che la fa rimbalzare. Poi riesce d'esterno a trovare Sadotti. Mustaccia alza la testa e trova la corsa di Bulades. Bravo Moncada, però Bulades riesce a intervenire nuovamente sul pallone. La mette al centro. Pallone che sfila via. Non interviene nessuno. Sospiro di sollievo per Carnevale. Ma San Vito che costruisce, San Vito che vuole trovare il raddoppio quando siamo al ormai 17° minuto di gioco. In fiducia la squadra di Mister Colombo e pioggia che sentite che renderà sicuramente più difficile giocare con il campo che potrebbe risentire delle condizioni meteo. Agnello, Mustaccia di petto. Si torna nuovamente da Mustaccia che con un look va da Chieffo. Si torna da La Commare. Sale a destra la Commare con Bulades vicino. Sbaglia qui il tocco. C'è Arena. Era forse un tentativo di servire Guaiana con poca potenza nel piede del giocatore del San Vito. Con Arena che se ne ha approfittato. Così come ne approfitta ora il San Vito per ricostruire il gioco con Petrullo palla al piede che può avanzare. Vede Tarantino. Lo serve. Ancora Tarantino corre per dare fastidio alla Rocca. Sacco da La Commare che si ferma e torna indietro da Chieffo. Ancora Sacco, alza lo sguardo, vede il movimento di Guaiana, colpo di tacco, giocata splendida del numero 9, poi va giù Mustaccia, calcio di punizione. Cade nel tranello Capitan Carollo con Mustaccia che si è stoppato improvvisamente, aspettando proprio il fallo del numero 6, calcio di punizione, la posizione invitante per il San Vito. Parte Bulades nella speranza di una battuta celere dei compagni di squadra. Ma Di Gregorio stava posizionando la barriera. Fischierà lei. E dunque sul pallone Mustaccia. C'è vicino Petrullo. Si allarga Sacco. Ma sembra intenzionato Mustaccia a tirare verso la porta di Carnevale. Parte Mustaccia. Pallone che termina di poco alto. Ottima traiettoria del numero 10 che impensierisce
Carnevale al 18° minuto. Pallone messo dove c'è Catalano. Bulades interviene, fa su il pallone, Guaiana a cercare proprio la corsa del numero 7, chiude bene la difesa del Cus con la Rocca che prova ad allontanare Sacco, ancora la Rocca, ancora Moncada che prova a prendere spazio nelle vie centrali del campo. Visconti riesce ad anticipare Aziz Touré, poi è Petrullo che è costretto a far fallo ed è richiamato dalla direttrice di gara. Pallone a cercare Catalano, mette giù bene la Commare in pressing e riesce bene qui l'intervento con pallone per il San Vito a cercare poi Bulades. Visconti, si va da Agnello che allarga da Tornambè che salta con una finta Tarantino. Mustaccia sale per dare fastidio alla Rocca, sale anche Petrullo. Cus è costretto a tornare indietro da Capitan Carollo che prova ad andare per vie centrali in solitaria, poi è costretto a tornare indietro da Failla. Moncada calcia in avanti a cercare Visconti e c'è Chieffo. Poi qua attenzione, intervento forse scomposto di Agnello su Tarantino, rischia tanto Touré con questo tocco a cercare Petrullo con Caminita in agguato. Pallone che resta in possesso della squadra di Mister Colombo. Cercare Sadotti che ha spazio per poter salire, si torna da Sacco. Petrullo alza la testa, vede il movimento di Bulades che vede sovrapporsi Mustaccia. Pallone di la Commara a cercare proprio Bulades che arma il sinistro, la mette al centro. Carnevale la fa sua. Pallone messo bene al centro da Bulades con Tarantino nuovamente in agguato. Pallone che va in zona Sadotti che colpisce di testa. Si frena Petrullo. Finta il passaggio alla Commare, c'era vicino Sacco, ci casca il centrocampo del Cus con Sadotti che rischia di far scivolare il pallone in rimessa laterale, recupera poi bravo Sadotti qui in solitaria a scambiare con Guaiana, si va da Sacco, arriva Catalano che prova a rubare il pallone. Bulades si sovrappone la Commare che può mettere dietro proprio da Sacco. Sacco ancora, pallone che torna nuovamente in zona la Commare che difende il calcio d'angolo. Numero 14 che ha cercato lo scambio con il numero 2 che si era ben sovrapposto. Questa del Cus che ha capito le intenzioni e ha messo pallone in angolo, affidato ai piedi di Mustaccia. Pintano il movimento sia Touré che Bulades, pallone di Mustaccia messo al centro in zona alla Commare. Pure Chieffo poteva intervenire, pallone messo nuovamente fuori e dunque rimane in zona d'attacco il San Vito che al 22esimo vuole gettare le basi per il raddoppio, per mettere la partita in cassaforte. Tarantino da Sadotti scambia con Mustaccia, ancora Mustaccia che torna indietro e fa bene da Touré, poi nuovamente Mustaccia calcia lo sguardo, prende in pieno Petrullo che si doveva spostare per far passare il pallone per un compagno messo meglio. Nella ripartenza però il Cus sbaglia e Sacco può correre da pallone a Petrullo. Sale Sadotti. Può armare il sinistro, pallone da Mustaccia che calcia! Vola Carnevale e salva la porta del Cus. Un'altra occasione per Mustaccia al 23esimo minuto. Dopo la punizione, un altro destro fantastico del numero 10 Bulades mette al centro dove può esserci Guaiana. Arriva prima Agnello che allontana Sadotti da Chieffo. Mette giù il San Vito con Petrullo a cercare nuovamente Bulades che ha cercato come poteva di stoppare questo pallone che è scappato via, ma è in palla il San Vito.
E se il match non è sul 2-0, lo si deve proprio a quell'uomo lì in tenuta Total Green, Carnevale, che ha salvato su questo tiro di Mustaccia. Poi Catalano che affretta un passaggio barra conclusione verso la porta di Sandu, che la fa sua senza alcun problema. Allora Chieffo da Sadotti, che è costretto a indietreggiare per mettere una pezza sul ritardo di Touré, che è stato sorpreso da questa verticalizzazione di Chieffo, che riceve ora il pallone. Bulades si sovrappone là con Mare. Sacco alza lo sguardo, vede Petrullo che gioca da Mustaccia. Sadotti prende la posizione di Mustaccia, in questo caso con Sacco che va sempre a destra da Bulades, però non è messo al centro in zona guaiana. Sfila via Carnevale, ci mette i guantoni. Carnevale calcia lungo in zona Visconti, che non riesce a intervenire perché c'è l'onnipresente Aziz Touré. Finta di Petrullo. Guaiana di petto. Da Mustaccia interviene in questo caso la Rocca con Arena che prova a dare fastidio alla costruzione di gioco dei trapanesi. Allora Petrullo col destro verso Chieffo. Si torna sempre dal solito Bulades che ha capito che in catalano ha una pedina facile da saltare. Sacco, pallone a cercare Tarantino che è costretto ad allargarsi ora. Sfida Tornambè, si torna indietro da Sadotti che col sinistro trova Petrullo. Stop con Caminita in pressing e allora si torna indietro da Touré per costruire un'azione più pensata. Pallone che non riesce ad arrivare in zona Lacommare per l'assistente. C'è tocco di un giocatore del Cus, rimessa laterale per il San Vito con Lacommare che si era anche allontanato, convinto che la rimessa in gioco non fosse per la propria squadra. E allora cerca il movimento dei suoi. Provano a cercare e a trovare Sacco. C'è vicino Bulades che prova la giocata. Nuovamente deviazione di La Rocca. Bulades chiede ai suoi di avvicinarsi. Petrullo scambia proprio con Bulades. Nuovamente il pallone dal 18 che gioca e salta Visconti. Allora Bulades finta su Moncada. Pallone messo al centro. Allontana la difesa Cussina. Poi nuovamente Petrullo via di mezzo tra Touré e Sadotti. Finta, carica il sinistro con deviazione. Si allunga Carnevale ancora a dire di no al San Vito. Ma bel sinistro di Sadotti. Deviato. Calcio d'angolo. Avevamo detto in più occasioni che Sadotti stava cominciando a guardare la porta. Qui, direttrice di gara che ferma tutto, richiama Bulades. Pallone a cercare proprio Bulades che finta la conclusione. Poi si torna da Mustaccia. Finta anche di Mustaccia che entra dentro l'area di rigore. Mustaccia calcia con doppia deviazione sia di Carollo che forse anche del palo. Calcio d'angolo nuovamente in favore del San Vito con Bulades che batte subito per Mustaccia. Scambiano i due, pallone messo al centro in zona Lacommare che non riesce a dar forza al pallone difeso bene da Failla in questo caso. È rimessa dal fondo. Carnevale gioca subito da Agnello. A cercare Caminita che non può arrivare in questo caso. E allora Chieffo che può far ripartire i suoi con la Commare che lancia lungo per Sadotti. Qua vuole troppo la Commare, si va da quarto a quarto.
voluto troppo dal suo lancio. Sadotti non può arrivare, allora Catalano prova la giocata con Petrullo che riesce a difendere. Allora Tarantino nuovamente da Petrullo, esce bene qui il San Vito, palla al piede. Allora Bulades che può avanzare, palla al piede, prova ad accelerare il numero 7 in 3 a chiuderlo. Arriva pure Catalano. Scambio con Sacco, forse subisce il colpo Bulades da Catalano che prova imperterrito a infastidirlo, ma Bulades tiene il pallone, poi Murato da La Rocca che difende la rimessa laterale. Bulades che con le sue accelerazioni può bruciare il versante di destra con il centrocampo a 5 del Cus con Moncada e Catalano che è costretto ovviamente a chiuderlo. Sacco, pallone a cercare Guaiana che può calciare con Carollo che interviene. Non c'è nulla per la direttrice di gara di Gregorio con il pallone rimpallato da Guaiana su Carollo. Si confrontano Guaiana e la direttrice di gara. Proteste sì, ma non troppe del numero 9 che, come detto, ha trovato il rimpallo su conclusione. Pallone di Visconti che prova ad accelerare. Tarantino lo infastidisce tanto quanto basta per fargli passare per fargli sbagliare il retropassaggio. Allora Sacco con Bulades largo riceve il pallone il numero 7 che sfida Moncada, poi rientra a cercare il cross per Guaiana, allontana Failla, poi si torna da Sadotti che va da Petrullo. Nuovamente da Bulades che prova a scambiare con Sadotti. Attenzione qua Catalano che prova a partire. Cade Caminita sul contrasto con Chieffo. Si rialza. Allora Visconti che può correre. Sfida a Zizzeture. C'è vicino Catalano. Riceve il pallone. 1-2. Ancora Visconti che calcia. Pallone in zona Sandu che la fa sua. La ripartenza del Cus con Visconti e Catalano che hanno provato a bucare la difesa dei padroni di casa. In questo caso Visconti riesce a calciare verso la porta di Sandu con una deviazione e nessun problema per l'estremo difensore del San Vito. Allora Ture che riceve il pallone da Mustaccia, può salire palla al piede Ture, poi si torna dal solito Bulades che interviene, fa suo il pallone per poi darlo a Petrullo. Tarantino stop in questo caso a inseguire. Ancora Petrullo. Si va da Mustaccia che alza lo sguardo e trova il passaggio verso Bulades. Moncada in questo caso interviene bene. Poi Sacco. Arena. Ancora Sacco che può caricare il destro. Arriva Bulades che la fa sua nonostante il pressing di La Rocca. Calcia Petrullo. Pallone che termina abbondantemente alto sopra la porta di Carnevale. Torna beh, frettoloso a cercare il passaggio verso Arena, così come qua c'è stato l'errore di Sadotti con il compagno che non è riuscito a intervenire qua nonostante il pressing di Caminita. Addirittura riesce ad andare da Chieffo. Pallone nuovamente di Moncada a cercare Visconti, può tenere pallone Petrullo che trova il passaggio per Tarantino che può puntare Agnello, pallone da Bulades, ancora Bulades, bravo La Rocca a murarlo e allora Chieffo per fare ripartire l'azione offensiva del San Vito. Stop e pallone allargato dalla Commare. Si torna indietro la Commare. Funziona il pressing del Cus che alza la linea. Mustaccia a cercare Guaiana. Ancora Guaiana che di suola prova a saltarne due.
Agnello costretto a rincorrere proprio Guaiana. Colpo di tacco con Tarantino che può calciare il pallone che va dall'altro lato da Sacco Moncada. Al posto giusto, al momento giusto. Ha reso complicato lo stop di Sacco, che non è riuscito a tenere il pallone su questo passaggio. Attenzione qua Guaiana approfitta del passaggio errato, del retropassaggio errato, con intervento di Carollo su Guaiana. Proteste di Guaiana che recrimina il fallo di Carollo. Bulades, in qualità di capitano, va a confrontarsi con la direttrice di gara. Sentite i tifosi del San Vito che rumoreggiano per questo calcio di rigore non assegnato. Era in posizione la direttrice di gara e ha deciso per non dare il rigore anche in questo caso. Pallone in zona Caminita. Palla di Sadotti da Mustaccia. Petrullo da Chievo. Bulades non interviene perché arriva prima Sacco, nonostante un attimo di confusione nella giocata offensiva del San Vito. Riesce comunque la squadra di Colombo a tenere il pallone. Qua Sadotti perde il pallone, poi spinge su Arena. Calcio di punizione. Carollo sul pallone. La Commare dà fastidio a Catalano, che non riesce a intervenire bene sul pallone, dando rimessa laterale di fatto al San Vito, che ha la possibilità di guadagnare qualche metro, e lo fa con Guaiana che stoppa nonostante il pressing di La Rocca. Poi Caminita, contrasto di La Commare, giudicato come falloso da Di Gregorio. 36 sul cronometro. Catalano sul pallone dal suo destro, passa un'azione offensiva per il Cus. Guarda un attimo i suoi, pallone a cercare Agnello, salta Sadotti che allontana come può, e allora Arena, pressing di Guaiana con il Capitan Carollo che è costretto a tornare da Carnevale, e la Guaiana che non si ferma, continua il pressing con Bulades su Failla che viene saltato. La Rocca, si torna nuovamente indietro da Carnevale e c'è ancora lì Guaiana, costretto a giocare veloce il Cuse con Failla che prova a calciare, a cercare il movimento di Visconti. Troppo lungo il pallone che scappa via e viene medicato da Sandu. Aziz Touré da Chievo, prova a correre il numero 5 che va da Sacco. Pressing di La Rocca che non riesce a intervenire sul pallone. Allora Petrullo che può salire palla al piede, scambia con Tarantino. Il numero 19 rientra con il destro verso Guaiana. Passaggio filtrante giusto, ma Guaiana che non riesce ad arrivare sul pallone. Un'altra azione offensiva bene costruita dal San Vito con Petrullo e Tarantino che scambiano. Guaiana che per poco non ne approfitta. Allora Sadotti qua cicca di testa Touré con Tarantino che fa arrivare in zona Petrullo. Visconti va giù, calcio di punizione. Ennesimo fallo di Sadotti che viene richiamato dalla direttrice di gara. Ammonizione verbale che rischia di trasformarsi presto anche in ammonizione vera e propria. Si intanto intensifica la pioggia sul comunale di San Vito. Si accendono anche i riflettori per far luce sul campo, visto che le condizioni meteo già alle 15:42
non permettono di vedere bene naturalmente. Catalano sul pallone, messa al centro in zona La Rocca, può ripartire il San Vito con Tarantino messo giù d'arena, calcio di punizione e cartellino giallo con Arena che torna indietro a chiedere scusa a Tarantino, il primo ammonito del match. E Arena. Si rialza il numero 19, fallo tattico, in questo caso di Arena. Tarantino gioca con Sadotti che va da Chieff. Pallone a cercare Mustaccia. Si va da Petrullo con Sadotti che scambia con Tarantino. Prova Agnello a dargli fastidio. Tarantino è costretto a tornare indietro. No look di Mustaccia per la Commare. Allora bravo qui fai la salire palla al piede. Sacco mette la gamba. Pallone in rimessa laterale. Ultimi 5 più recupero da giocare con il Cus che è costretto a rincorrere. Pallone di Failla che prova a intervenire in qualche modo su Bulades. Pallone messo in rimessa laterale con mister Zappavigna che dà subito il pallone alla Commare per fare riprendere il gioco quanto prima. E allora Mustaccia può salire palla al piede. C'è vicino Sadotti, ma c'è un po' più spostato Tarantino che riceve il pallone. Tornambè prova a dargli fastidio. Allora Petrullo costretto ad andare da Bulades con la Commare che si sovrappone. Pallone messo da Bulades al centro da Guaiana. Non riesce a intervenire sul pallone. Palla che arriva in zona Sadotti che finta su Capitan Carollo. No, scusate, su Tornambè. Poi pallone messo al centro nuovamente dove c'è Arena. Anzi, la Rocca, scusate, ad allontanare. Pallone messo fuori. Si salva qui la difesa del Cus. Cus che, come detto, deve approfittare anche dei passi falsi della Folgore che in questo momento sta perdendo anche un punto. Farebbe comodo alla squadra di mister Zappavigna con la Don Carlo che sta vincendo 3-0. Pallone di Mustaccia messo al centro dove c'è Touré e c'è il gol del raddoppio. 2-0 a Ziz Touré sul pallone calciato benissimo al centro da Mustaccia. Arriva il numero 4 che con la testa imbuca e fa gol, insacca per il 2-0 del San Vito. Bravissimo qui Aziz Touré in quello che è una giocata provata e riprovata dagli uomini di mister Colombo. 2-0 meritatissimo al 42esimo minuto. Ci pensa Aziz Touré a raddoppiare. Failla si va da Agnello con Tarantino che pressa pallone di Mustaccia verso Sacco Bulades. Attenzione qui all'intervento di Failla. Fischia in ritardo la direttrice di gara per capire lo sviluppo dell'azione di gioco del Cus. Failla interviene duro su Bulades, catalano che ha qualcosa da ridire proprio al numero 7, nonché capitano del San Vito, che forse aveva anche chiesto il cartellino giallo per Failla. Ora si chiariscono Bulades e Catalano. E viene anche Capitan Carollo a parlare con Capitan Bulades, confronto tra i due capitani per cercare ovviamente di stemperare gli animi di una partita tranquilla. Parte subito Mustaccia a cercare proprio Bulades, ma la direttrice di gara dice devo fischiare io. Va posizionando la barriera.
43 sul cronometro, tra poco scopriremo l'entità del recupero, se ci sarà recupero. Non ci sono state tante perdite di tempo, a parte i 2 gol. Mustaccia sul pallone. C'è il movimento di Bulades. Mustaccia finta il passaggio, poi la mette al centro a cercare la Commare, allontana Capitan Carollo con Sadotti, anzi scusate, con Tarantino. Tarantino richiamato da Chieffo, ma preferisce andare da Mustaccia. Bulades in mezzo a due, mette al centro dove era previsto l'intervento di Guaiana, che però era qualche passo più in là, pallone troppo lungo con Carnevale che la prende tranquillamente. Allora Carollo prova col destro tagliato a cercare Catalano. Mustaccia nel confronto tra numeri 10 alla meglio. Petrullo gioca con Sadotti, che ha la possibilità di correre. Preferisce tornare indietro da Aziz Touré. E allora Mustaccia, che col destro va da Chieffo, che capisce le intenzioni di Caminita e decide di andare, di avanzare un po' e per poi tornare indietro da Mustaccia, che con una sciabolata prova a trovare Tarantino. Si ritorna da Petrullo dopo il tocco di Touré. Sadotti, Petrullo, gira palla da Mustaccia. Chieffo dalla Commare con Bulades che si avvicina, però si va da Sacco. Ancora Sacco che va per vie centrali, preferendo poi andare da Sadotti. Tarantino, Sacco, pallone per Petrullo. Ancora Petrullo che potrebbe armare il destro. Bulades di prima da la Commare che calcia. Carnevale mette i pugni. Pallone che resta lì, si torna in zona Chieffo, pressato da Caminita, costretto a indietreggiare il numero 5, Mustaccia. Non abbiamo visto l'entità del recupero. Guaiana da Sadotti. Sacco toccato da La Rocca. Mustaccia a cercare di trovare Bulades. La Commare sfida Failla. La Commare la mette a scarico dietro da Bulades. Carollo allontana in rimessa laterale. Bulades sul pallone. Se non andiamo errati, la direttrice di gara dovrebbe avere dato 2 minuti di recupero a Zize Touré. Gioca con Petrullo che sbaglia qui il passaggio verso Mustaccia. Poi interviene tranquillamente Agnello che calcia in avanti a cercare Caminita. Bravo qui a Zize Touré, che torna a fare il suo mestiere da difensore in maniera ottima, riuscendo a chiudere questo passaggio velocisimo verso Caminita. Allora Bulades la mette al centro, risponde Failla che allontana in rimessa laterale. Bulades sul pallone, scambia con Guaiana. Ancora Bulades, pallone da La Commare. Sacco alza la testa, Bulades gli ridà il pallone. Ancora Sacco che la può mettere al centro. Deviazione di Failla, calcio d'angolo e ultima forse occasione per il San Vito con questo calcio d'angolo. Bulades batte veloce Mustaccia. Ancora Bulades, finta su Visconti, pallone messo al centro. Carnevale la fa sua. E direttrice di gara che, come detto, aveva assegnato 2 minuti di recupero. Tasto pausa a questo match tra San Vito Lo Capo e Cus Palermo. In avanti il San Vito grazie alle reti di Tarantino e Aziz Touré. Noi ci fermiamo per l'intervallo, ovviamente ci ritroveremo a inizio secondo tempo per vivere insieme le emozioni di San Vito Lo Capo Cus Palermo. Mentre
e qui intanto c'è un lancio sul quale interviene Lo Piparo, poi Di Maria, subito per l'1-0, subito il capitano a mettere il timbro, a mettere la firma, 1 minuto e 11 secondi, Marco Di Maria, 1-0 Mistral. Cassata va da Leto, c'è il blocco di Cascino, la palla è per lui, quasi un backdoor cestistico, miracolo da parte di Ciccio Di Liberto. Punta la Barbera, prova a saltarlo, usa il fisico, la Barbera lo ferma, poi Mendola non riesce a scorrere, Cassata! Pareggio Cus, ruba, spara, segna, salvo Cassata, da capitano risponde al capitano, 1-1. Cassata, Cascino, punta ancora la Barbera, sterzata, Cascino, Giangrande subito verticale, grande intervento di La Barbera, poi non riesce Leto a servire Cassata, occasionissima Cus. Postare da ultimo, tocca la Torre che recupera il pallone, la Torre vuole attaccare da fermo, appoggia Fuentes e zona tiro, colpisce l'incrocio dei pali e palla fuori, si presenta così alla partita Fuentes. L'aria fermato regolarmente proprio da Giangrande che prova ad imbolarsi, è un 3 contro 2 suolata di Giangrande, Cassata toccò lì sotto, bravo qui Di Liberto su Scalavino. Blocca Orlando, palla per Dell'Aria che ha spazio, Dell'Aria contro Scalavino, serie di finte, Dell'Aria sul fondo, dentro! E la palla che colpisce in pieno la Torre, ma non va in porta. Va Dell'Aria prima di Giangrande che però resiste, ancora Giangrande prova ad andare, c'è solo in area Grammatica, la palla è per lui, la parata, doppia parata di Liberto a dire di no a Grammatica. In questi primi 10 minuti e 40, ma attenzione a Scalavino, Cascino dopo la suolata, Cascino, sterzata, ancora Cascino, palla per Grammatica, zona tiro con deviazione, palla sul palo, pallone che rimane lì Cascino, non riesce a approfittarne. Al piccolo trotto contro Cascino, sterzata e destro, deviato, c'è Orlando che salta Lo Piparo e fa 2-1, il gol di Orlando che poi esulta e riporta avanti i suoi. Attenzione alla ripartenza del Cus con Francavilla che arma Giangrande, cerca il secondo palo 2 volte, questa volta però va in porta e la trova in pieno, 2-2, il gol di Filippo Giangrande per il pareggio. Arriva il blocco del capitano, ancora a cercare di liberare il suo numero 8 che poi va, spalla alla porta da Mendola, golasso di Mendola che sente il contatto, lo aggira e fa 3-2 subito per il Mistral. Di fiato ne devono prendere le due squadre. Di Liberto lungo sulla traversa, poi Mendola non è riuscito a ribadire in porta, mentre Di Liberto la gioca, non si fa ingolosire, quindi si gioca 4 contro 3, 40 secondi alla fine del primo tempo, la Torre due volte Lo Piparo, Murò, palla dentro la Torre, in qualche modo la controlla ancora la Torre, 2 volte Lo Piparo, poi va giù nel contatto con Scalavino, tutto regolare, come a regolare il 10, poi Cassata, Scalavino, calcio con la punta, deviazione di Liberto, non sappiamo come l'ha presa, ma l'ha presa. Qui Dell'Aria, prova ad andare in velocità, Dell'Aria passa dall'altra parte ma intercetta tutto Badalamenti, Dell'Aria però riconquista, Dell'Aria suolata, Dell'Aria con caparbietà, con voglia e senza perdere l'osso, senza perdere di vista l'avversario, firma il 4-2 e il primo doppio vantaggio per il Mistral. Con Mendola che prova ad agganciare, poi Leto attende il rimbalzo e se la riprende, Leto sulle manone di Liberto, palla in angolo. Fuentes con la ruleta su Pace, ancora Fuentes, gran giocata Fuentes, ancora Fuentes, non trova la porta, è arrivato forse stremato al tiro, ancora 1 contro 1, Murò, il palo, stava per spaccare la porta, salvo Murò. Francavilla, serie di suolate, poi tocco per Pace, ancora Francavilla, a terra di Liberto che riesce in qualche modo a prendere pure questa. Qui la pressione su Fuentes, fallo di Giannusa, tiro libero e Murò contro Lo Piparo, 28 secondi alla fine, fischiano gli arbitri, la rincorsa di Murò, il destro e il 5-2 che chiude i giochi, lo firma Salvo Murò. Sono 5 partite, sono 5 finali per Camarat e Don Carlo Misilmeri.
vietato sbagliare in questo rush finale che può consegnare tanto ad entrambe le squadre. Benvenuti qui al video di Marco di Cammarata per la gara tra biancazzurri e in teoria biancorossi, anche se oggi sono con un completo blu scuro. Un saluto qui da Gabriele Rispetta. A scelta di mister Napoli, ancora qua col pallone al centro per Pierce, la parata di Salvo, la torsione di Nacho Pierce. Insiste Osvaldo, pallone messo al centro, Pierce! Un'altra volta con la testa, un'altra volta vicino all'1-0, Nacho Pierce. Occasione biancazzurra, pallone in aria, Guadalupo qua vuoto. C'è Pierce ancora, Pierce bloccato, Guadalupo raccoglie Pisciotta! È tutto buono, Cammarata avanti! Lotta Guadalupo, alla fine il pallone è passato, occhio, buco nella difesa del Camarat, c'è Canitano che mette al centro, chiude Paio, ancora Canitano, a rimorchio di Patta, può andare allo spazio destro, esce Guadalupo, dalle parti di Pierce, tutto buono, il controllo un po' meno, ma può andare il numero 9 che rimette subito al centro questo pallone che passa! Errore incredibile di Salvo, gol di Pierce! 2 volte Murato, non la terza, se ne va il 7. Poi l'1-2 funziona, Pisciotta in aria, Pisciotta al centro, Pierce! Colpisce male, forse non se l'aspettava più, vicino al 3-0 del Camarat, parte subito di Salvo, a Don Carlo, Guadalupo ancora, pallone che arriva al centro, c'era Pisciotta che sul secondo palo stava per ribadire nuovamente in gol. E adesso il rilancio con le mani che arriva in aria, tutti a vuoto, occhio alla rovesciata tentata, lì, in area piccola, Pane, va direttamente in porta, di Salvo e poi anche il palo, insiste il Camarat, prova a uscire a Don Carlo, il tiro lontanissimo, va provato nuovamente da Pisciotta con Di Salvo che in 2 tempi deve far la sua. Occhio a Pierce, pallone buono, si gira poi qua, Pisciotta e poi Pierce, lotta, prende posizione Pierce che scavalca poi il suo avversario, che lavoro di Pierce, poi Guadalupo, bloccato dal fango, ancora Camarat, Pierce è in aria, Pierce va con sinistra al centro, si blocca il pallone, incredibile, si è bloccato il pallone nell'area piccola di Romana. Osvaldo mette al centro di Salvo in calcio d'angolo, Guerrero in aria, c'è anche Guadalupo per il Camarat, pallone al centro, Miana vuoto e c'è la rete, proprio Kevin Guadalupo! Arrivano ora i 3 fischi, il Camarat vince ancora, continua la corsa verso i playoff, verso il sole, Don Carlo battuta con merito dai biancazzurri che continuano a sognare. Ottimo scambio di tatto, il numero 7 Niceta, poi pallone che praticamente arriva in porta, grande occasione per Manzella, pallone tra i piedi di Manzella che va per la porta, troppo alto per il tiro, palla tra i piedi di Manzella che scambia con Niceta, ancora Manzella per un soffio, non riesce a sbloccare il match. Aggancia Manzella, prova a farsi strada e appoggia verso Villardita che poi mette in mezzo. Grande occasione per la TF. Sistori va per il lancio lungo a cercare Manzella che riesce ad agganciare il pallone e a tu per tu con l'estremo difensore della Renzolo Piccolo non riesce a batterlo, però bastante pallone la Renzolo Piccolo nel frattempo. Scatta col suo numero 9 sulla corsia di destra e fa venire un brivido.
Corner battuto e poi pallone che finalmente si insacca dentro. Va in vantaggio la TF. Riesce ad agganciare nuovamente il pallone Villardita, che prova a mettere la palla in mezzo. Poi ancora palla tra i piedi di Villardita, che mette nuovamente il pallone in mezzo. Poi tiro, che manca lo specchio della porta. Palla ancora che prova ad affondare sulla corsia di sinistra. Poi pallone in mezzo, Villardita raddoppia con un gol bellissimo. Raddoppia il vantaggio la TF. Lo troverà più riprese pronto. Nel frattempo calcio d'angolo per la TF. Corner battuto e poi pallone che si insacca dentro per il 3-0 della TF. Doppietta di Lapadula, grandissima partita per il giocatore. Corner battuto e poi altro pallone che si insacca dentro. A segnare stavolta il numero 3 Pisano. Va per servire Troia. Poi palla che rimane tra i piedi della TF con Mancuso che lotta per farsi spazio. Palla che resta ancora lì, poi tira Troia. E anche il numero 19 Paolo Troia si unisce alla festa gol della TF. ed è 5-0. Lancio lungo. A cercare e trovare Mancuso, che si trova a tu per tu e si unisce anche lui alla festa gol al velodromo Paolo Borsellino. 6-0 ora il risultato. Rieccoci tornati in diretta dal comunale di San Vito Lo Capo per il secondo tempo di San Vito Lo Capo Cus Palermo. Vedete il San Vito già in campo, si attende l'ingresso sul terreno di gioco del Cus, che è appena arrivato con un po' di ritardo rispetto alla compagine allenata da mister Colombo, che all'intervallo opta subito per un cambio. Entra Finelli. Sembra di non vedere Sadotti per questo secondo tempo. Si è fatto male Sadotti, che aveva già un problema alla gamba, alla coscia. E dunque Sadotti che resta
Negli spogliatoi lato Cus invece sembra essere tutto invariato per questo secondo tempo che riparte dal 2-0 maturato nei primi 45 di gioco con la rete proprio in apertura di match di Tarantino e poi nel finale del primo tempo il raddoppio di Aziz Touré. Tutto pronto per la ripresa di gioco, cenno tra arbitro e assistenti, e dunque si attende il fischio della direttrice di gara per riprendere le ostilità. Tasto play a questi secondi 45 di gioco con il Cus che prova in qualche modo a costruire la prima azione offensiva con la rocca murato da Mustaccia Guaiana. Si va da Bulades che viene affrontato da Moncada e allora si torna indietro da Aziz Touré, costretto a correre subito Tarantino con Guaiana, prestato da Capitan Carollo. C'è Mustaccia vicino, allontana come può Arena, pallone che però è una via di mezzo per Sacco che nonostante il pressing di Catalano riesce a intervenire. Pallone che va in zona Bulades, c'è vicino una commare, scivola Bulades, sfortunato in questo caso, poi trattiene un attimo Moncada che riesce a rimanere in piedi, peccato per Bulades, finta che lo ha portato a perdere il contatto col terreno di gioco. Pallone regalato al Cus, pallone regalato a Moncada che ha vicino compagno di squadra, bravo qua il Cus a costruire. Moncada viene pressato dal sacco catalano, avanza come può il Cus, Chieffo si va in avanti, interviene Capitan Carollo, pallone da una difesa all'altra con Tarantino che riceve e la fa sua per cederla da Zit Touré che gioca con Petrullo che scambia velocemente con Chieffo, poi qua Caminita, arpione del pallone, la rocca, intervento forse falloso di Mustaccia, non per la direttrice di gara con Visconti che era rimasto a terra, e allora Agnello, la rocca, pallone da Tornambè, corre Arena che può giocarla, anzi scusate era Visconti, poi qua Tarantino, attenzione Caminita che pressa con Sandu che calcia subito in avanti, pallone preda di Petrullo dopo un attimo di confusione, e allora Finelli, si torna da Petrullo che gioca con Aziz Touré, Chieffo lascia velo per la Commare, Bulades gioca di prima verso Guaiana, può correre il San Vito, la Commare interviene qua, bene Capitan Carollo che spegne l'azione offensiva celere del San Vito. Chieffo lascia la battuta alla Commare che chiama Mustaccia per farlo avvicinare. Bulades, Moncada che in questo secondo tempo sembra aver preso le misure sul numero 7 avversario. Testa la Commare a trovare Sacco che viene sbilanciato dalla rocca. Catalano può correre, si mette in proprio Catalano, sfida Chieffo, mette il pallone al centro, bravo Touré di testa, poi Arena che calcia, vuole troppo pallone che, attenzione, sbaglia qui Sandu, il pallone che gli rimbalza davanti, estremo difensore che ha provato in qualche modo a giustificarsi dicendo anche alla direttrice di gara che il pallone era già uscito fuori, non di questo avviso di Gregorio, aiutata anche da Iannazzo. Calcio d'angolo regalato, possiamo dirlo, da Sandu al Cus. Catalano la mette al centro, nuovamente Guaiana, nuovamente calcio d'angolo
dalla destra per il Cus con Catalano che può scambiare con Visconti. Sono due sul pallone, vedremo quale sarà la giocata con Visconti che la tocca subito a Catalano che la mette al centro. Saltagnello, occasione per il Cus con il San Vito che si salva sull'inserimento del numero 5. Sandu mette giù con la costruzione della squadra di Mister Colombo che parte dal basso. Mustaccia per vuole andare da Chieffo, avanza palla a piede il numero 5, trova Petrullo che può salire palla al piede a cercare Guaiana. Carollo chiude bene, presentissimo il capitano del Cus qua. Attenzione, Tarantino trattenuto da Tornambè che si becca il secondo cartellino giallo di giornata in casa Cus dopo Arena. Anche Tornambè ha fermato come ha potuto Tarantino, giocandosi questo cartellino giallo, nuovamente giallo tattico, con Mister Zappavigna che già manda parecchi dei suoi a scaldarsi per avere frecce nuove al proprio arco, frecce più fresche, per cercare di rimettere in sesto questa partita che al momento è dominata dal San Vito. Mustaccia scambia con Bulades, nuovamente da Mustaccia, pallone lungo, riesce forse a tenerla in campo, non secondo l'assistente Benici che sbandiera subito indicando la rimessa dal fondo con Carnevale che batte a cercare Carollo. Anche in questo caso ripartenza dal basso e costruzione dal basso per il Cus con Petrullo che interviene su Arena. Si va da Bulades che gioca di prima verso Guaiana che calcia, allarga troppo la conclusione, apre troppo e pallone che a incrociare termina fuori. Occasione per il tris del San Vito non sfruttata da Bomber Guaiana, di solito glaciale in queste situazioni. Era riuscito bene ad anticipare con il movimento la difesa del Cus. Corre Finelli, costringe ad alzare il pallone e allora bravo Petrullo a tornare indietro in giocata e in disimpegno da Sandu. Sale Touré, pallone a cercare Mustaccia. Carollo voleva il fuorigioco, non c'è nulla, posizione regolare di Mustaccia, allora può ripartire del Cus dopo aver fatto sulla palla. Bravo qua la Rocca a lasciare sul posto Petrullo che rischia anche di farsi male. Pallone di Lacommare che anticipa Moncada. Moncada può calciare, pallone che termina al lato sul fondo. Non ha pensieri in questo caso Sandu che controlla con tutta tranquillità il pallone spegnersi sul fondo e con tutta tranquillità lo va anche a recuperare per rimettere in gioco. Non c'è fretta. 2-0, 53 sul cronometro. Mette giù Sandu, c'è vicino a Zizze Touré e infatti la battuta è proprio il numero 4, autore del raddoppio per il San Vito. Tarantino che con l'uscita di Sadotti è stato indietreggiato da Mister Colombo con Finelli che invece ha preso il suo posto. Bulades, Moncada fa sportellate col numero 7 che torna indietro da Touré che può avanzare palla al piede. Pallone che è una via di mezzo tra Mustaccia e Finelli. Mustaccia richiama proprio il numero 11, convinto si trovasse lui in quella posizione. Pallone che si spegne in rimessa laterale con Visconti che prova la giocata per fare ripartire velocemente il Cus. Si va in zona Catalano che affronta la Commare, si sovrappone Moncada. Sandu su conclusione di Catalano e poi Caminita che prova a dare fastidio all'estremo difensore del San Vito. Un'altra occasione
per il Cus che vuole rientrare in partita in questo secondo tempo. Guaiana si va da Petrullo che cede a Finelli con Mustaccia che fa indietreggiare i suoi. Touré, Guaiana. Nuovamente il pallone da Mustaccia. Tarantino. Guaiana. Vede Finelli. Poi Tarantino riesce a tenere il pallone in campo. Pallone deviato ed è calcio d'angolo. Occasione dalla bandierina con questa azione insistita a sinistra tra Tarantino e Guaiana con il numero 19 che ha tentato di sfondare fino ad arrivare sul fondo. Poi tocco della difesa del Cus e calcio d'angolo. Pallone messo al centro. Bulades finta. Ancora Bulades con la difesa del Cus che prova ad allontanare. Ancora Bulades. Pallone che resta lì e sfugge via al numero 7. E allora Finelli che da ultimo torna con tutta tranquillità da Sandu su pressing di Catalano. Corner battuto velocemente dal San Vito per sorprendere il Cus. Bulades non è riuscito a concludere verso la porta di Carnevale. Attenzione qua, sbaglia l'intervento Petrullo su Catalano. Calcio di punizione. Occhiataccia della direttrice di gara a Petrullo per questo fallo su Catalano. Ammonizione visiva più che verbale in questo caso. E calcio di punizione per il Cus con Catalano che batte velocemente a cercare l'inserimento. Bravo Failla, poi qua tira Visconti con Caminita che ha provato a infastidire nuovamente Sandu. Petrullo, sportellata di Caminita, pallone che si va da Mustaccia. Rimessa laterale con Tarantino che preferisce tornare indietro dalla zizzatura per mettere un attimo a posto le idee. Sacco. Catalano lo pressa, costretto ad andare da Sandu. Prova a salire in qualche modo anche le pressing di Visconti. Touré si va per bicentrali da Finelli. Petrullo pressato da Visconti. La Rocca prende il pallone. Catalano alza in zona Caminita. Però in questo caso stava tagliando il centro il numero 9. Intervento su Failla regolare, pallone verso Bulades che può metterla al centro, pallone basso, Agnello può allontanare, Moncada, il controllo non è dei migliori e allora la Commare che prova in qualche modo a scappare via. Sacco, la Commare aiutato da Touré. Bulades, ancora Sacco, si ostacolano i due in questa giocata, però il pallone che arriva in zona Tarantino che scambia con Mustaccia. Tornambè. Intervento pulito di Failla. Poi Sacco, attenzione qui, intervento brutto del numero 14. Vedremo se ci sarà ammonizione. Sì, ammonito Sacco per fallo su Visconti. Intervento pericoloso di Sacco su Visconti, punito con il giallo dalla direttrice Di Gregorio, oggi all'esordio in eccellenza. Tra l'altro prima donna della sezione di Agrigento ad arbitrare nella massima categoria regionale, quindi un traguardo molto importante per la sezione di Agrigento. Guaiana interviene forse con la mano, non secondo Di Gregorio. Qua c'è il fallo su Visconti. Calcio di punizione soltanto rimandato, rinviato di qualche metro. Gregorio, fischietto esperto di promozione.
che in questa stagione già ha arbitrato, per così dire, l'eccellenza in Coppa Italia. Attenzione qua, intanto ritorniamo in cronaca con la Commare che corre di tacco per Bulades. Bulades può metterla al centro, Murato da Failla. Ottima azione veloce in ripartenza del San Vito. Si salva il Cus e allora qua la Commare la può fermare, non riesce. Il numero 2, il pallone che sfugge via. Rimessa dal fondo, quindi riprendiamo il discorso da dove avevamo interrotto di Gregorio. Dicevamo, fischietto che arriva dalla promozione, che ha già arbitrato in questa stagione una partita tra compagini di eccellenza in Coppa Italia, la partita tra Unitas Sciacca e Folgore Castelvetrano. Questo San Vito Cus è per lei il premio per la stagione fin qui portata avanti. Bulades si va da Tarantino che sfida Tornambè, che è ammonito, deve stare attento. Pallone messo al centro, deviazione, calcio d'angolo. Costruisce il San Vito a sinistra per cercare di sfruttare la corsia difesa da Tornambè, che è già ammonito. Intanto vediamo che c'è movimento in panchina, zona Zappavigna. Mustaccia, pallone messo al centro da Touré. Chieffo prova a intervenire in qualche modo, allontana Failla. Poi pallone di Petrullo nuovamente da Chieffo, che torna indietro da Sacco. Alza lo sguardo, trova Mustaccia che mette giù di petto. C'è vicino Tarantino, colpo di tacco con Tornambè che riesce a intervenire in qualche modo. Pallone in zona guaiana, allontana Carollo. E allora Caminita che può fare ripartire il Cus. Catalano, c'è largo Visconti. Catalano calcia subito verso la porta di Sandu. Ci ha provato. Ha voluto troppo Catalano. Calcio da, cioè rimessa dal fondo, scusate. E cambio in casa Cus. L'avevamo detto. Ad uscire è Moncada. Che ha lasciato il campo dall'esterno e non per i centrali come si fa di solito. Entra Colombo. Touré. Finelli prova in qualche modo ad aggirare la marcatura di Agnello. Chieffo può salire palla al piede. Pallone da Bulades che affronta subito Colombo. Pallone tagliato a cercare Guaiana. L'idea è giusta, l'esecuzione un po' meno qua. E la Commare che fa fallo sulla Rocca. Viene richiamato la Commare dalla direttrice di gara. E allora Cus che può costruire l'azione offensiva da zona arretrata. Pallone a cercare Tornambè, che si era allargato troppo ed era andato un po' più avanti con questo pallone che non lo ha trovato in posizione. Pallone in rimessa laterale battuto dal San Vito con Sacco che fa una piroetta su se stesso. La Commare da Bulades, pallone troppo in là e non riesce a intervenire il numero 7 Visconti. Si va da Failla. Carnevale. Il rimbalzo. Attenzione qua. Petrullo che calcia e stoppa in qualche modo anche il pallone. Va giù Petrullo. Spinto. Sì, leggermente dal difensore del Cus. Non tanto quanto basta per portare la direttrice di gara a fischiare il calcio di rigore. Ci ha provato Petrullo. Aveva visto fuori dai pali Carnevale. Aveva tentato la conclusione. Il pallone che gli è rimasto praticamente in mezzo alle gambe. Una sorta di stop. Bulades prova ad arpionare. Sacco di tacco. Peccato perché Bulades non ci ha creduto. Giocata forzata, forse del numero 14.
La Rocca sulla palla. Si va da Failla, che gioca da Capitan Carollo. Nuovamente da Failla. Pallone a cercare Arena. Interviene bene Tarantino, poi torna in B, che sfida nuovamente Tarantino. Arriva Finelli, che la fa sua, poi Catalano calcia. Nuovamente soluzione estemporanea del numero 10, che prova a sorprendere come può Sandu, che fin qui non è stato tanto impensierito dal Cus. Petrullo scambia con Finelli, si torna indietro da Tarantino, finta che trae in inganno anche Caminita, pallone che però torna in zona d'attacco con Mustaccia che di testa la mette in cassaforte in zona Sandu, che però non prende il pallone con le mani, anzi preferisce giocarla subito da Tarantino con Petrullo vicino. Tarantino torna indietro, nuovamente da Sandu. Chieffo, Mustaccia, 1-2 veloce con Catalano a fare Torello. Tarantino tutto di prima. Mustaccia, Tarantino, gioco di gambe, cerca di saltare Tornanberry, esce in qualche modo Tarantino, salta anche Arena, gioca sui due ammoniti, pallone a cercare Bulades che stoppa bene, rientra sul sinistro, poi nuovamente sul destro, ancora pallone lì, Visconti che riesce a murarlo e Kusse che riesce a ripartire con Visconti, poi Aziz Touré, forse con un tocco di braccio, Sacco, Bulades, nuovamente si rinnova il duello con Visconti. Sacco scambia con la Commare, poi Chieffo. Giocata veloce con Touré, la palla resta lì, Guaiana, ancora Touré. Arriva la Rocca a dargli fastidio, pallone giocato verso Bulades che era un po' più là, un po' più indietro. Pallone troppo forte. Il numero 7 che non riesce a intervenire. 67 sul cronometro, 2-0 per il San Vito Lo Capo. Decidono in questo momento le reti di Tarantino e Aziz Touré. San Vito Lo Capo che ha sfiorato più volte il tris in questo secondo tempo. Invece Kus che ha avuto più occasioni per rientrare in partita, ma senza cinismo. Guaiana, la Rocca, Catalano non riesce a tenerla. Gioca la Commare, Guaiana affronta Colombo, Petrullo, allarga da Tarantino, pallone da Ziz Touré che può pensare anche il tiro, ci pensa forse un po' troppo con la Rocca che riesce a mettere il piede, pallone che arriva da Mustaccia a Touré, poi si torna indietro nuovamente da Mustaccia con Chieffo che allarga dalla Commare che è tutto solo e ha la possibilità di salire e costruire gioco. Però da Petrullo che torna da Chieffo, Touré da Tarantino, finta che inganna Tornambè, colpo di tacco a cercare nuovamente Tarantino, la giocata per Guaiana. Agnello non si fa trovare impreparato e allora Colombo può salire palla al piede, Sacco interviene il numero 14, poi va giù, tocca anche il pallone con la mano, non c'è nulla, strano in questo caso. Pallone di la Commare per Chieffo, cerca con tranquillità il San Vito di costruire un'azione offensiva per trovare la via del tris del 3-0. Tarantino, movimento di Guaiana che termina in fuorigioco, non viene servito, pallone in avanti a cercare Bulades, Visconti, bravo il Chieffo che la può controllare, nessuno che lo infastidisce. Allora numero 5 che può muoversi, palla al piede, Petrullo, nuovamente da Chieffo, cioè vicino la Commare, più vicino Petrullo e riceve il pallone a Zize Touré da Mustaccia. Tarantino sale la Commare, viene servito, c'è vicino
Sacco e anche Bulades, ma si preferisce tornare un attimo indietro da Chieffo, Tarantino, da Finelli che può puntare Tornambè, ancora Finelli, Finelli la mette al centro, allontana Carollo e Aziz Touré che chiama il movimento per Sandu. Ultimi 20 di gioco. San Vito avanti 2-0, come detto, grazie ai gol di Tarantino e Aziz Touré. Proprio Tarantino che ora prende il pallone e scambia con Touré. Pallone che termina in possesso della difesa del Cus, che però non riesce a costruire una buona azione offensiva con la difesa del San Vito che ringrazia e può costruire. Bullades con deviazione di Colombo, la palla riesce ad arrivare in zona guaiana, poi Bulades corre, Carnevale fa altrettanto e intimorisce il numero 9, rimessa dal fondo, e sarà cambio per il San Vito. Esce Petrullo ed entra D'Amico. Secondo cambio in casa San Vito dopo Finelli. Colombo manda in campo D'Amico per questi ultimi 20 di gioco. Carnevale può battere. Allora in zona Sacco Caminita sale e corre Colombo che prova a pressare Chieffo che però difende tranquillamente la rimessa laterale. Ture da Mustaccia, pressato da Catalano. Pallone messo in avanti a cercare il movimento di Guaiana. Troppo frettolosa questa giocata da parte del San Vito con Failla che calcia in avanti. Altrettanto frettolosa questa costruzione offensiva del Cus che ovviamente ha fretta di fare gol per cercare di rientrare in partita. D'Amico scambia con Tarantino. Caminita. Bravo Mustaccia che subisce anche il fallo. Calcio di punizione. Ne esce in maniera eccellente il numero 10 da questo pressing del Cus. Guaiana. Si torna da D'Amico. Pallone da Chieffo. Bulades si sovrappone alla Commare. Si torna nuovamente da D'Amico. Pressato da Catalano. 1-2 tra Chieffo e D'Amico. Prova a inserirsi la Commare. Pallone ciccato dal numero 2 che ha provato a mettere il pallone al centro. Poi attenzione, interviene con la conclusione di Guaiana. Interviene Carnevale. Però resta giù la Commare. Forse toccato dalla difesa del Cus. Non c'è nulla per la direttrice di gara. La conclusione parata da Carnevale che ancora una volta dice no al San Vito e salva il Cus. Resta giù la Commare, si alza e chiede ovviamente chiarimenti alla direttrice di gara. Due sul pallone, Mustaccia e D'Amico, con D'Amico che si allontana. Sarà un nuovo calcio d'angolo da mettere al centro dal numero 10. Scambio veloce, anzi con D'Amico che prova ad affrontare Colombo. Poi deviazione, la Commare rimane lì il pallone. Visconti che alza il campanile. Touré mette giù e torna da Sacco che nonostante la sportellata di Catalano riesce a tenere il pallone, poi cade giù. Sacco per lo spintone di Catalano. Calcio di punizione, vuole battere subito D'Amico. Viene frenato da Sacco. Batte in direzione Mustaccia, poi torna indietro con la Commare che serve Sandu. Prova a salire Catalano per infastidire l'estremo difensore del San Vito. Pallone messo in avanti con la Rocca che salta di testa in zona Caminita. Salta pure Caminita.
pallone che viene controllato tranquillamente da Zize Touré con Tarantino che prova a cercare nel movimento di Guaiana, deviazione di Agnello, cambio in casa Cus, esce Caminita. E col numero 15 entra Cipriano. Si avvicina Finelli, anzi scusate D'Amico, sul pallone di Tarantino, ancora D'Amico che calcia, Carnevale. L'agguanta senza alcun problema, scambio veloce tra Tarantino e D'Amico, numero 8 appena entrato, che prova la conclusione, qua sbaglia la Commare, viene pressato da Catalano, bravo però a uscirne il numero 2 dopo l'errore di valutazione in fase di costruzione di gioco. Touré, si torna da Mustaccia, che torna ancora dalla Commare con Bulades che si fa vedere e riceve il pallone dal numero 2, prova ad accendersi Bulades, pallone messo in direzione Guaiana con la spinta di Carollo considerata regolare. Allora Colombo prova a trovare la deviazione di Tarantino, ci riesce, rimessa laterale da un'azione potenzialmente pericolosa del San Vito a un'azione costruita in zona offensiva dal Cus. Catalano riceve ora il pallone, prova a scambiare con Colombo, D'Amico, Tarantino, pallone che è facile preda di Capitan Carollo. Catalano indietreggia per ricevere il pallone, scambia con Cipriano, forze fresche con Tornambè che la mette indietro. Catalano può stoppare, può calciare, pallone che sorvola di poco la traversa, occasione ancora per Catalano, si salva il San Vito al 76esimo. Ottima azione della compagine Cussina, numero 10 che arma il destro, pallone che termina di poco alto con Sandu che ha quasi soffiato sul pallone per farlo uscire. Chieffo ricostruisce il San Vito, pallone di La Rocca in avanti nuovamente a cercare Catalano. Chieffo in scivolata riesce a intervenire sul pallone, a darla alla Commare che va da Sacco che poi gioca con Aziz Touré, si cambia fascia, si va da Tarantino che può correre, palla al piede, scambia con D'Amico, c'è Largo Finelli che riesce ad intervenire sul pallone, non riesce a conquistare il calcio d'angolo di Esa del Cus che può ripartire. Attenzione che rimane a terra Finelli fuori dal rettangolo di gioco. Qua prova la giocata Colombo che riesce in un primo momento ad aggirare Touré. Catalano affronta Tarantino, finta, ancora Catalano, scambio con Colombo, pallone nuovamente in direzione Colombo. Chieffo si prende il suo tempo per poi dare il pallone alla Commare che scambia con Bulades, esce in tranquillità da questa azione il San Vito. Bulades in questo caso pressato da Arena con Tarantino che riceve il pallone e Colombo che sulle gambe prova a pressarlo. Mustaccia si va nuovamente da Capitan Bulades. Mustaccia scambia con D'Amico, poi si torna indietro da Touré, non accende il pressing il Cus. Guaiana cerca Sacco, D'Amico riesce a intervenire e a cedere il pallone a Chieffo che va da Bulades, ancora Sacco che può metterla al centro in direzione Guaiana che non trova di poco l'appuntamento col pallone, pallone che scappa via in rimessa dal fondo, brivido per il Cus. La torsione di Guaiana c'era, peccato, non è arrivato l'impatto col pallone. Tarantino intercetta il passaggio in direzione di Colombo. Mustaccia gioca e salta Catalano, poi palla che va
a Guaiana. Scambiano velocemente i due. Bulades ancora nuovamente da Guaiana. Chiude bene Capitan Carollo. E dopo la pioggia esce anche il sole qui a San Vito con però Failla che non viene illuminato bene in questa giocata. Bulades a cercare Mustaccia. Si torna indietro da Touré. Sale Catalano per pressare. E là è San Vito. Tarantino. Sale palla al piede. C'è vicino D'Amico. Si fa vedere anche Finelli. Riceve D'Amico che affronta la rocca per poi tornare indietro da Touré. Ancora D'Amico. 1-2 veloce con Mustaccia. Bulades. Ancora Bulades. La giocata. Ironito Bulades. Per Sacco. Ancora nuovamente da Bulades che prova a metterla al centro. Bravo Sacco in questo caso a proseguire la giocata. Pallone che rimane in campo nonostante Visconti abbia richiamato l'attenzione dell'assistente. Pallone in calcio d'angolo. Costruisce tanto. Il San Vito vuole trovare il gol del 3-0 e intanto scambio in zona offensiva tra Finelli e Aziz Touré. Finelli che torna indietro, Aziz Touré che si mette in avanti, che può saltare. Pallone che arriva proprio in zona Touré. Colpo di testa con il pallone che termina sul fondo. E cambio in casa San Vito. A uscire la Commare. E dentro Trapani. Carnevale può ripartire il gioco. Ultimi 10 sul cronometro più recupero. Pallone di Visconti per Arena. Gioca Colombo. Prova la scivolata Touré. Poi il pallone che scivola in zona Sandu. Tutta tranquillità. Chieffo da Finelli che cambia fascia con l'uscita di La Commare, esterno di Finelli a cercare D'Amico, poi ancora Finelli che insiste per cercare di strappare il pallone dai piedi di La Rocca. Poi attenzione qui Trapani che rischia di scivolare sul pallone. D'Amico corre Aziz Touré, colpo di tacco a cercare proprio Trapani. Trapani, pallone verso per Guaiana! 3-0! Guaiana che viene trovato in maniera splendida dalla giocata illuminante di Trapani che appena entrato costruisce questa azione offensiva e c'è il 3-0 firmato dal solito Bomber Guaiana che dedica il gol. Non riusciamo a leggere ovviamente quello che c'è scritto nella maglia, però gol dedicato da Bomber Guaiana ed è 3-0. Aveva avuto tante occasioni il numero 9 per mettere il proprio nome sul tabellino dei marcatori nel primo tempo, tante volte murato dalla difesa del Cus, forse qualche volta anche in maniera fallosa in area di rigore, ma con rigori non concessi dalla terna arbitrale. E intanto un altro cambio in casa San Vito. A uscire e Aziz Touré. Entra Ramallo. Cambio anche in casa Cus.
è uscito Arena ammonito ed entra Conè. Si riparte con il Cus in possesso. La Rocca si va da Agnello che calcia in avanti proprio per cercare Conè, ma chiude bene la difesa del San Vito. Qua sbaglia però la giocata con Colombo che ne può approfittare. Ancora giocata, pallone che rimane come un magnete tra i piedi del numero 17 del Cus. Colombo torna in B. Ancora con l'intervento di D'Amico che riesce a trovare l'ultima deviazione proprio del numero 2 Cussino. Fallo conquistato dal duo con Catalano. Catalano calcia, chiusura di Finelli su Failla. Cipriano batte, palla di Trapani verso Guaiana, capitano è Carollo, fa fallo, anzi subisce fallo da Guaiana. Subito si chiariscono i due, giocata di capitano e Carollo per cercare di accendere questi ultimi minuti, per cercare di accendere la sfida in questi ultimi minuti, per provare a regalare al Cus la rete che in questo momento sarebbe quella della bandiera. Catalano sul pallone, prende le distanze anche Failla. Vedremo chi calcerà. Catalano calcia, pallone che termina ampiamente sopra la traversa della porta di Sala Sandu. E altro cambio. Entra Cottone ed esce Failla. Sandu sulla palla, batte verso Chieffo che può salire palla al piede indisturbato, ha la possibilità di avanzare, pallone per Finelli, calciata da Visconti in avanti, pallone che si spegne nuovamente tra i piedi di Sandu. Mustaccia, può salire Mustaccia, sfida Colombo, ha tanto spazio. D'Amico pressato da Conè, pallone in rimessa laterale con l'ultimo tocco di un giocatore, del giocatore Cussino. 89esimo sul cronometro. Mustaccia allarga da Finelli, pallone che rimbalza e scappa via. Non l'avete sentito, ma in sottofondo Bulades lo ha consigliato non farla rimbalzare, perché ovviamente il pallone sarebbe scappato via. Cambio, esce proprio Bulades. Applausi per il numero 7, per la prestazione del numero 7 che lascia il campo, così come lascia il campo la Rocca. In casa San Vito entra Bonfratello.
rimessa laterale per il Cus. E primo pallone toccato proprio dal neoentrato Casisa. Tarantino salta bene qui il pressing di Colombo. 30 secondi e poi sarà recupero. Ramallo proviamo a cercare Chieffo. Può salire. Indisturbato, palla al piede. Sbaglia qua però la linea di passaggio. Pallone a cercare nuovamente Catalano. Chieffo la fa sua. Di testa va da Trapani, che però non riesce ad intervenire. Trapani pressato da Conè, D'Amico, Colombo. 2 di recupero segnalati dalla direttrice di gara, quindi ultimi 120 secondi di questo match con la chiusura della difesa del Cus con Casisa che chiude. Chieffo pressato da Catalano, che però non mette il piede come nei minuti precedenti. Finelli può andare in tutta tranquillità da Sacco, che gli aveva chiesto il pallone. Chiede il pallone anche D'Amico. Torna indietro da Ramallo. D'Amico si deve impegnare per riuscire ad arrivare su questo pallone. Chiaffo. Buon fratello, scambia con Sacco. C'è vicino Finelli che mette al centro di testa, allontana la difesa del Cus, poi calcia il palo, poi la palla che va lì dove c'è Bonfratello che sigla il gol del 4-0, ma in posizione di fuorigioco. Peccato per Bonfratello, che aveva provato il tap-in ma era in posizione di offside, con Guaiana che ha qualcosa da ridire verso il suo numero 16. Forse se non l'avesse toccata il numero 16 sarebbe comunque entrato in porta questo pallone. Ultima occasione con il Cus che prova a partire con Tornambè. Tarantino finta e rifinta, poi pallone che va in zona Ramallo che può allontanare. Attenzione che scivola il giocatore del San Vito. Catalano calcia con deviazione e pallone toccato da un giocatore cussino, deviato e si spegne sul fondo, sulla carta, anzi sul cronometro. Tempo di recupero terminato. Vedremo la decisione della direttrice di gara, che probabilmente farà battere questa rimessa dal fondo per poi fischiare alla fine. Ed è così. Tasto stop. San Vito Lo Capo batte Cus 3-0 grazie alle reti nel primo tempo di Tarantino e Aziz Touré nel secondo tempo. A mettere il punto esclamativo è stato Guaiana per la vittoria del San Vito Lo Capo contro il Cus, che replica tra l'altro il San Vito lo stesso risultato ottenuto settimana scorsa contro il Bagheria. Cus che non riesce a sfruttare il KO della Folgore Castelvetrano contro la Don Carlo Misilmeri. Riesce invece il San Vito Lo Capo a sfruttare quello della Partinica Audace per ritornare in zona playoff. Dal comunale di San Vito Lo Capo, amici di Sportissimi, è tutto da parte di Luca Bucceri. Buon pomeriggio, vi ringrazio di essere stati in nostra compagnia. Ricordiamo nuovamente il risultato: San Vito Lo Capo batte 3-0 il Cus Palermo, gol di Tarantino, Aziz Touré e Guaiana. Dal comunale è davvero tutto, amici di Sportisi. Buon pomeriggio e buona domenica.